Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori dello Spazio Più del martedì pomeriggio da Radio Libertà. Sono Mimmo Magnetta, sono sempre qua. Potrei essere da qualche altra parte, invece no, sono qui perché ormai per me la radio è diventata una droga. È una droga che poi non mi costa nulla e che faccio appunto che non costa nulla alla radio, perché sono quasi 25 anni che sono qua sempre a livello volontario, e non sono sempre solo, anzi non sono mai solo, perché c'ho sempre con me la regista, che è una giovanissima regista, molto capace, molto bella, molto carina, molto dolce. Sta facendo i cuoricini. Voglio la canzone cuoricini, cuoricini. Vabbè, insomma, oltre che io e la regista, chiaramente abbiamo altri co-conduttori. Abbiamo con noi lo storico Federico Lo Sparacazzate. Buongiorno Federico, ci sei? Sì, ciao Mimo, in effetti si sente che sei volontario perché la qualità lascia a desiderare, però la nostra radio è molto povera, quindi chiunque sia all'ascolto e sta per fare il 7,30, 2 per 1000 alla Lega per Salvini Premier, gran parte del ricavato va a sostenere questa piccola grande radio e se arriveranno soldini a sufficienza faranno anche dei corsi a Mimmo e a me per fare i conduttori radiofonici come si deve, non come ora la Carlona, insomma. No, no, io sai qual è il problema? Che quando entro qui dentro mi si abbassa subito la voce, per non dirti cosa mi succede quando esco. Quindi Comunque, Mimmo in pratica, se Mimmo Magnetta ha questa voce da trans, sì. sappiate che non è sempre anche nella vita vera, è solo quando fa la conduzione radio. Sì, sì, solo quando scendo giù in Radio Libertà che si passa dai 30 gradi all'esterno ai a meno 15. A meno 15 no, ma insomma ai 15 tranquillamente. E vabbè, insomma, assieme a noi c'è anche l'altro quasi storico, perché anche lui è forza, ogni volta che lo chiamiamo arriva, Carlo Persano. Professore, buongiorno, come sta? Buongiorno, buon pomeriggio. Bene, tutto molto bene, grazie. La sentite che bella voce che ha Carlo Persano? Bella, perché evidentemente lui sta in un ambiente più salubre dal punto di vista climatico, forse, o no, Carlo, è vero? Beh, sono a Milano, quindi non so come la giudichiamo. Vabbè, ma mica stai in mezzo alla strada tu, però, No. Però non sono con l'aria condizionata, sono un ufficio che ha una piccola terrazza, sono alla terrazza del mio ufficio. Ah, così t'abbronzi pure mentre fai la trasmissione. No, sono all'ombra ovviamente. Ho capito. Senti, No, sarebbe troppo. visto che abbiamo Federico che è un po' che manca dalla radio, perché da quando è scappato in ferie sono finite perché le cose belle finiscono sempre subito. Vabbè, l'importante appunto è farle, perché c'è chi anche non le può fare. Qua, andando avanti in questa maniera, rischiamo proprio di non farle più. Io per Devo esempio... ringraziare mia moglie che mi costringe a farle, perché altrimenti non le farei. Sì. Ringrazio la Camere, dicono che più di un italiano su due non le farà. Oltre la metà degli italiani non la farà. Soprattutto quelli che hanno un giorno. Soprattutto quelli che hanno investito nelle azioni della Stellantis, e mo si stanno pigliando una mazzata dietro l'altra, perché Stellantis sta calando ogni giorno di più. E di chi sarà stato merito? Merito nostro che ne abbiamo ogni tanto parlato, o delle porcherie che si sono... Sono felice perché non sono l'unico ad aver perso qualcosa. E Mimmo abbiamo investito in Bitcoin, abbiamo dimezzato in base a tutto quello che abbiamo investito. Mimmo è diventato povero, pensate un po'. Sì, non c'è verso di rialzarsi, non c'è verso. Però scusa, io mentre venivo qua ho sentito da un canale radio che non ricordo manco cos'era, che praticamente Trump ha fatto un sacco di soldi lui e anche i suoi amici, perché con queste altalene sui dazi e cose varie, praticamente la famiglia di Trump e i suoi amici ci hanno guadagnato, perché lui comunque ci guadagna anche sui bitcoin, su tutte queste altre cose che nuove ogni tanto spuntano. È vero o non è vero? Carlo Persano, tu che ne dici? Allora, secondo me può essere vero, ma non per il motivo che leggo anch'io sui giornali,
secondo me può essere vero, perché lui sostanzialmente crede nella politica dei dazi, Trump, dico, crede molto nella politica dei dazi, e secondo me dal suo punto di vista fa bene a crederci, perché io l'ho pensato da subito, e ancora non c'è stato niente che possa avermi fatto cambiare idea. Di fatto c'è uno sbilancio enorme a sfavore degli Stati Uniti coi dazi, quindi lui sostanzialmente in questo momento si è ripreso il coltello dalla parte del manico, non l'ha lasciato dalla parte di quelli che ricevevano, diciamolo pure apertamente, il regalo di questa globalizzazione senza dazi. Lui dice: signori, voi dovete bilanciare, io voglio per gli Stati Uniti una bilancia commerciale, quindi se io importo qualcosa, voi dovete comprare qualcosa di americano. E la sua logica è questa. Siccome a oggi è enorme la sproporzione tra quello che comprano gli americani dall'estero e quello che vendono gli americani all'estero, è chiaro che lui questa cosa qui fa in fretta, riuscirà a riproporzionarla. Sembra che ci siano state anche nazioni ragionevoli in questo, tipo la Cina sembra che sia ragionevole, dica sì, è vero, noi abbiamo goduto delle esportazioni verso gli Stati Uniti per tanti anni, non abbiamo importato mai quasi niente. Fabbricano tutto loro, Carlo. Qualsiasi cosa, qualsiasi prodotto è fatto in Cina. Tu qualsiasi oggetto ti passa per le mani. Pure i pomodori pelati c'è scritto Made in Cina. Una volta questo non accadeva. Una volta, per esempio, i cinesi venivano in Italia e venivano a lavorare qua. Ormai manco più cinesi. Diciamo che questo accadeva perché, o accade ancora oggi, perché non c'è nessuno che contrasta questa bilancia commerciale, questo sbilanciamento commerciale. Al momento in cui lo contrasti, vedresti che come all'improvviso rispuntano fuori i pomodori italiani, che tra l'altro sono buonissimi. Sì, forse sono anche meglio dei cinesi. Federico, forse sono anche meglio, forse non hanno tutti quei pesticidi, i cereali non hanno i glifosati, eccetera, eccetera. Federico, tu cosa ne pensi invece? A me viene in mente quello che ha detto il presidente di Confindustria, Orsini. È una cosa che io condivido. Da quando Trump si è insediato, il dollaro ha già perso il 30% del valore sull'euro, e Orsini dice: guardate che i dati di fatto ci sono già, perché il dollaro si è svalutato, quindi le merci americane sono già ora molto più competitive, e per noi è diventato molto più difficile esportare negli Stati Uniti. Invece di perdere tempo a starnazzare a urlare, ci dovremmo preparare, perché di fatto i dazi sono già in vigore. Io volevo sapere cosa ne pensa Carlo di questa esternazione di... No, questa è la seconda grande verità. Oltretutto gli Stati Uniti sono riusciti a far cadere il dollaro perché ovviamente stampando tanti dollari, tanti titoli del tesoro in dollari, è chiaro che il dollaro si svaluta e si crea la svalutazione competitiva. Una svalutazione che ha fatto la fortuna dell'Italia fino al 1992. Quando si iniziarono a prendere decisioni molto deprecabili sull'argomento. Tipo, fai l'elenco, Carlo, raccontiamo ai nostri ascoltatori. Quella su tutte fu l'entrata nell'euro. L'entrata nell'euro di fatto fu decisa in quel periodo. Iniziarono a parlare di serpente monetario, di oscillazione. E chi è che era il cervellone che aveva inventato e che aveva partorito sta cagata paurosa? Facciamone il nome? Allora, no, il vero cervellone sembra sia stato un ministro francese che si chiamava Delors, però di fatto fu accettata da chi ne beneficiava, e quindi essenzialmente tedeschi, olandesi, francesi, e da anche
fu anche accettata da chi non ne beneficiava, quindi gli italiani, o meglio da chi governava gli italiani in quel momento. Prodi, Ciampi e Draghi sono stati tra i più importanti colpevoli di questa operazione. Italiani, ricordatevelo, Prodi, Draghi e Ciampi, sono loro quelli che ci hanno infilato in questo bordello terribile. Peccato che appunto... Di Prodi ricordiamo tutti, no? La famosa frase che al momento in cui entravamo nell'euro avremmo lavorato di meno e avremmo guadagnato di più. Eccoci. Grazie Prodi. Infatti. Federico? A me viene in mente Antonio Albanese, quando faceva stiamo tutti bene. Io già lo sento, faceva questo personaggio ultra ottimista di quanto stava bene. No, io vorrei ricordare anche i motivi dei dazi, perché molti accennano tipo questo Trump ha scassato, ci vuole rovinare l'Europa. Il mondo è cambiato, cari ascoltatori, ma i nostri ascoltatori sono svegli. Caro mondo che ci ascolti, compresi i meno attenti, il mondo è cambiato radicalmente. Perché i Stati Uniti vogliono introdurre i dazi? Perché si è affacciato un competitor, come direbbero loro, cioè un avversario politico bello grosso, enorme, grosso come gli Stati Uniti se non di più addirittura, dipende dalla misura in cui viene misurato, ecco, dai parametri con cui viene misurato, che si chiama Cina. Ecco, dipendere mani, piedi, testa, prodotti, medicine, che la tachipirina, e non solo la tachipirina, qualsiasi cosa a livello di principio attivo viene fabbricata in Cina e poi portata in Occidente, e poi avere come competitor nell'Oceano Pacifico per gli Stati Uniti, e addirittura in Europa ormai la Cina la fa da padrona, fa lobby al Parlamento europeo e in Commissione europea, cioè si compra i funzionari e i politici, per dirla, lo sto dicendo in parole molto povere, ovviamente poi mi dissocio da quello che dico perché rischi pure di essere denunciato, però la verità è questa. Prendiamo i casi Huawei, per dire, questa multinazionale delle comunicazioni, vengono i cinesi in Europa, nel potere politico, e decidono le sorti di 500 milioni di europei. Questo per noi in Cina è impossibile, perché in Cina c'è un regime comunista, scientifico ovviamente, che sforna ingegneri, che fa congressi del partito meravigliosi, che però decide in maniera ferrea qual è la strada, la via che la Cina deve seguire, cosa che le democrazie europee occidentali non possono fare, perché ogni 5-4 anni ci sono le elezioni. Il motivo vero, secondo me, per cui Trump ci tiene a un'autonomia produttiva minima degli Stati Uniti è proprio questa. Sta uscendo fuori una cosa enorme, ma è enorme in tutti i sensi, nella velocità di produzione, nell'innovazione, nella quantità di abitanti, nella quantità e la velocità con cui si sta riarmando, ed è un gigante con cui bisognerà fare i conti, e penso che Trump forse sia tra i pochi ad avere la lungimiranza negli Stati Uniti ad averlo capito, anche se sotto sotto dicono che anche Biden a modo solo aveva capito, forse, però era ancora convinto che c'era Mao, così come avevano detto. Carlo sicuramente ne sa più di me. Carlo, è vero, può essere che appunto le deficienze di Biden... È vero questo, però aggiungo una cosa, una domanda che bisogna farsi, perché prima abbiamo fatto la domanda sull'Italia, su chi ha causato l'entrata dell'Italia nell'euro, adesso dobbiamo farci la domanda di chi ha causato, cioè c'è una causa in questa crescita enorme della Cina che può diventare fuori controllo? Cioè, la domanda è: era un qualcosa che sarebbe successo comunque? Era una situazione che si sarebbe comunque sviluppata? Perché noi abbiamo tutta la narrazione della sinistra su questi argomenti, no? La sinistra che ci dice no, guardate, l'immigrazione è ineluttabile, non si può fermare perché neanche l'impero romano era riuscito a fermarla, tutte queste frottole che vengono raccontate, no? E altrettanto la sinistra ha sempre raccontato e continua a raccontare, adesso di la verità si sta defilando un po', perché come ha detto giustamente Federico prima,
Biden, che era uno di questi campioni della sinistra, anche lui si era accorto che avevano fatto un bel pastrocchio con la Cina e quindi iniziava a fare qualche marcia indietro. Però lì c'è un disastro. La prima domanda che bisogna farsi è: c'è un colpevole di questa situazione? E la risposta è sì, c'è un colpevole. C'è un colpevole che è la sinistra, che ha creato la globalizzazione. E per creare la globalizzazione cosa faceva? Portava le fabbriche in alcune parti del mondo E dove c'era... insistono ancora, perché io leggevo sul quotidiano di Monza, sono anzi, dei settimanali di Monza, che c'è una fabbrica lì in Brianza che rischia appunto di sparire e sparendo quella fabbrica perdono il lavoro 800 persone. Cioè, ogni giorno ne leggiamo di nuove. Sì, però c'è una differenza tra oggi e allora, che oggi la frittata è stata fatta. Allora la frittata era ancora da fare, perché cosa si fa quando si porta uno stabilimento in Cina? Si costruisce uno stabilimento in Cina, si trasferisce del know-how e è stato trasferito per decenni know-how su cose molto complicate, tipo la costruzione di un'automobile. Quindi questo poi creava un know-how che si trasferiva alle università cinesi ed è successo che la Cina è fatta di persone intelligenti, di giovani intelligenti, che in un bel niente hanno iniziato a essere più creativi nel progresso, a crearsi il loro progresso, sia in informatica, sia nella fisica, sia in biologia, e oggi sono diventata una nazione che fa di quasi 18 mila miliardi all'anno di PIL contro i 26 mila degli Stati Uniti o i 24 mila della Comunità Europea, con tecnologie avanzatissime che ormai sono autoctone, cioè si rigenerano al loro interno, e possiamo anche dire che non sappiamo neanche, visto che loro se le tengono segrete queste tecnologie, non le regalano a nessuno, non sappiamo neanche fin dove è arrivata la loro tecnologia. Non sappiamo dove è arrivata nella fisica, non sappiamo dove è arrivata nell'intelligenza artificiale, nell'informatica, non sappiamo dove è arrivata nella biologia. A un certo punto abbiamo scoperto, pur se la sinistra l'ha negato per anni, abbiamo scoperto che era scappato un vaccino, che era scappato un virus dai loro laboratori, abbiamo detto: ma allora la Cina ha dei laboratori dove sperimentano dei virus. Così quasi all'improvviso, no? Abbiamo Eppure scoperto che non solo copiano, ma inventano pure praticamente, giusto no, Carlo? esatto, se sono persone intelligenti, hanno delle persone intelligenti che frequentano le loro università, e quindi questo che succede? E succede che oggi la Volkswagen, che prima si era impiantata là, ha scoperto che adesso vende il 25% delle sue auto in meno e deve chiudere 3 stabilimenti, e per non chiuderli c'è sta favoletta dell'armamento contro i cattivoni russi, perché se non ci armiamo i russi ci invadono. È tutto qui. C'è una colpa di tutto questo? Sì, la colpa è di Clinton, la colpa è di Biden, in parte la colpa è anche dei repubblicani alla Bush, perché Bush non è un repubblicano alla Trump. Carlo Persano, ti devo bloccare un attimo prima che termini la prima mezz'ora della nostra trasmissione, sì. Perché è arrivata una telefonata qui in redazione della Lisetta, che è una nostra mitica e storica ascoltatrice, che mi ha pregato appunto di dire che la Cina è un mostro e che appunto quando questo mostro si risveglierà saranno, perdonami Lisetta se personalizzo la cosa, saranno cavoli senza zucchero. Io purtroppo ci aggiungerei qualcosa in più: se già è bello che è risvegliato.
chi ferma adesso questa cosa? Chi la ferma? Chi la ferma questa cosa Chi la qua? ferma? Uno che sta tentando Anzi, di fermarla come la fermiamo? Come la è fermiamo? Trump che dice intanto non c'è più, ci deve essere un bilanciamento commerciale. Io non ti regalo più il fatto che tu vieni qui con tutti i tuoi prodotti, che riesci a produrre con una buona tecnologia solo perché io a suo tempo ti ho regalato la tecnologia, e quindi tu li puoi portare qui solo se compri anche i miei prodotti. Però Trump lo dice qualcuno inizia a dire una cosa di questo genere. Però Trump lo dice per gli Stati Uniti d'America, cioè noi poveri pisquani italiani. Siamo già libro paga noi, e quello è il guaio. A libro paga di chi? Perché io devo capire a libro paga di chi, però, perché qua... Della Cina. Della Cina. Se è vero le inchieste che la procura di Bruxelles sta facendo sul caso Huawei e su altre multinazionali cinesi che hanno libro paga interi settori del Parlamento europeo, in particolare di un partito, il Partito Socialista, ma anche del Partito Popolare, insomma la cosa è grave. Ovviamente sono tutti innocenti fino a prova contraria, però sembra che interi settori del Parlamento e della Commissione europea siano a libro paga della Repubblica Popolare Cinese. E poi, scusa, ci vedo anche una cosa peggiore io. Tipo? In Europa chi comanda? La Germania, giusto? Sì. La Germania ha deciso che la comunità europea deve fare la stessa cosa che fanno gli Stati Uniti di Trump con la Cina? No, perché ai tedeschi per il momento non fa comodo. Quindi non c'è solo l'euro, non c'è come problema, non c'è solo l'euro a stare in Europa. Il problema è anche che si deve fare quello che fa comodo ai tedeschi. C'è anche questo di problema. Non c'è solo l'euro. L'euro è stato l'inizio, è stato la prosecuzione del problema, ne manco l'inizio, perché all'inizio sono stati gli accordi internazionali cosiddetti GATT, che erano quelli che volevano eliminare la concorrenza, che hanno eliminato la concorrenza. Poi sviluppatisi e involuti, alcuni dicono evoluti, ma io dico involuti nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, dove c'è stata la presa in giro mondiale. La presa in giro mondiale cos'era? Che nessuno doveva avere i sostegni di Stato, mentre dopo avergli regalato la tecnologia ai cinesi, gli si lasciava tranquillamente avere i sostegni governativi occulti. E i sostegni governativi occulti sicuramente si sviluppavano tramite due condizioni. La prima condizione è che loro non facevano pagare i trasporti alle loro aziende che esportavano. C'era la Costco, una compagnia gigantesca di navigazione, che praticamente lavorava gratis per le compagnie cinesi, e quello è un sostegno governativo occulto, però la Costco è governativa. E il secondo sostegno governativo occulto era creare difficoltà alle esportazioni di chi non era loro gradito in Cina, creare difficoltà doganale. Provate voi a portare un prodotto in Cina e non essere d'accordo con qualcuno di là dei loro. Vedrete che il vostro prodotto si blocca in dogana e sta lì giorni e giorni, e forse per sempre. Questa è un'altra formula di sostegno governativo alle aziende, quello di impedire il commercio libero dei tuoi prodotti. Guardate se i prodotti tedeschi si fermano in dogana. Portare un vino italiano in Cina e vedete dove va a finire. Se non paga il dazio, giusto? No, sta fermo lì in dogana finché non va male. Infatti io stamattina ho sfogliato diversi quotidiani anche dei giorni passati, e da qualche parte ho letto una notizia che la Germania si era associata agli Stati Uniti su un determinato provvedimento. Cioè, se appunto tu prima dicevi che Trump, che gli Stati Uniti d'America hanno posto dei limiti ben precisi ai cinesi, e praticamente chi gli regge il gioco è la Germania anche in questo, giusto? Ti risulta No, a te? la Germania in questo momento è alleata con i cinesi, non con gli americani.
devo andare a ripescare questo No, articolo. mi dispiace, la Germania ha tutto un'intersecazione commerciale con i cinesi enorme. Ma Carlo, visto che è notizia di ogni giorno, si raggiungerà questo famoso accordo Europa-Stati Uniti sui dazi o dal 1 agosto partiranno comunque? Perché a me non sembra che l'Europa abbia mandato questa grande delegazione a trattare con gli Stati Uniti, anzi. Fermi siamo, Carlo, siamo arrivati alla prima metà della trasmissione. Okay. La risposta gliela dai e appresso la pubblicità. Dopo, va bene, certo. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà, questo è lo spazio più del martedì e siamo appunto in una bella accesa di discussione, di scambio di opinioni con Carlo Persano e Federico Lo Sparacazzate. Prego Carlo, rispondi alla domanda di Federico. Federico ha detto una cosa giusta prima, cioè sostanzialmente la svalutazione del dollaro alla quale l'Europa non si sta opponendo implica già un dazio, perché il prodotto europeo diventa più competitivo negli Stati Uniti e il prodotto americano diventa meno competitivo. Il prodotto europeo diventa meno competitivo con la svalutazione del dollaro negli Stati Uniti e il prodotto americano diventa più competitivo in Europa. Cioè gli americani avranno più facilità a esportare i loro prodotti da noi. Quindi, chiaro, se le banche centrali, la BCE accetta una situazione di questo genere, è chiaro che è come se ci fossero dei dazi di fatto. Ci fossero già dei dazi di fatto. Quindi il fatto di dire che l'Europa avrà, tra virgolette, solo il 10%, è vero, il 10% può essere ininfluente, è come accettare dei dazi di fatto da parte degli Stati Uniti. Questo è sicuramente già una prima risposta. La domanda è, gli Stati Uniti devono stampare 3.000 miliardi all'anno, perché oggi sono nella situazione in cui, diciamo, si trovava l'Italia, si trova ancora oggi, ma oggi nessuno si preoccupa più di questa situazione italiana. Diciamo che ci si trovava prima l'Italia nella situazione degli Stati Uniti. Devono stampare buoni del tesoro per coprire le scadenze dei buoni del tesoro che erano stati stampati precedentemente. Le scadenze di quei buoni del tesoro più gli interessi di quei buoni del tesoro. Quindi è un debito che continua ad aumentare, quello degli Stati Uniti. Quindi la situazione è questa. Allora, in questa situazione, io faccio un esempio, la Svizzera ha il franco svizzero, che è una moneta solidissima. La domanda è: perché il franco svizzero non si rivaluta enormemente di fronte al dollaro e di fronte all'euro, che anche in Europa abbiamo stampato titoli a tutto spiano? Non gli italiani, non solo gli italiani alla fine in una quota minima, perché ne sono stati stampati più di 1.800 miliardi di titoli di Stato in euro. Dico, quindi perché il franco svizzero non si rivaluta enormemente? Si è rivalutato ma di poco, perché interviene la banca centrale svizzera ed impedisce la svalutazione competitiva dell'euro nei confronti della Svizzera, perché non vuole farsi invadere da prodotti svizzeri e non vuole fare scassare il suo sistema
economico, il suo sistema pensionistico, il suo sistema sanitario. Queste azioni vanno fatte. Il libero mercato non esiste, non può esistere, anche perché non c'è una moneta, una singola moneta, che possa dire di far agio su qualcosa. Cioè ci sono in poche parole dovremmo ritornare alla lira per avere una qualche via di uscita noi, insomma. No, oppure l'Europa deve fare gli interessi di tutti e non solo di tedeschi. È qua che voglio fare la domanda a Federico. Secondo te all'Europa gli interessa qualche cosa, gli fa l'interesse di tutti e non solo di alcuni? Quello è il guaio. Ci sono alcuni economisti che dicono che le unioni monetarie non sopravvivono ai 10, 12, 15 anni, finora l'euro ha battuto ogni record. Certo è che ci sono paesi che sono in forte sofferenza con questa unione monetaria. A me, oltre che l'Italia, mi viene in mente un paese che si chiama Francia e mi fa specie impressione che la Francia ha reagito, perché voglio ricordare che l'estrema sinistra in Francia ha vinto le elezioni, aveva tutto il diritto di formare un governo, anche se lontana dalle nostre idee, però si chiama democrazia. Vista l'ondata di partiti fuori o antisistema che stanno vincendo, che siano di destra o di sinistra, in tutti i paesi d'Europa, prima o poi penso che un sommovimento al vertice arriverà. L'ondata di malcontento da parte dei popoli europei sta arrivando, così non si va avanti, non si può far finta di niente o stare fissi nei dogmi degli economisti della scuola austriaca, no? Per carità, niente da dire, però il mondo si è evoluto e cambiato fortemente. Andare avanti così significa far andare a sbattere gran parte dei popoli europei in una austerità, in una povertà, in una svalutazione competitiva degli stipendi, anzi una deflazione, perdono, ho sbagliato, perenne. Non esistono paesi al mondo che sono cresciuti con significa condannare la povertà, l'ignoranza, l'imbecillità l'Europa tranne un paese. Non lo so come arriveremo. Io sono stupito sempre dalla Francia che non reagisce, vedo che incassa. Poi il problema è che la Francia non c'è la valvola di sfogo, tende ad esplodere, abbiamo visto in passato. Che dobbiamo aspettare la prossima rivoluzione francese allora? Sono passati un po' di secoli. Sono d'accordo con chi ha detto che tutti i movimenti europei che cercano di riequilibrare la situazione vengono in questo momento bloccati in maniera prepotente. Cioè, io vedo, tutti abbiamo visto, il primo partito tedesco è stato quasi messo fuori legge. In Francia la Le Pen viene attaccata dai soliti giudici. In Italia il vero partito che vuole mettere in discussione l'Europa si trova il suo segretario sotto attacco per futili motivi. In Romania abbiamo visto tutti quello che è successo. Cioè, voglio dire, sì, che ne so, cioè, i cittadini spero che questa cosa la capiscano a oltranza e che quindi non si lasciano demotivare da queste prepotenze, perché insomma non è che nella storia la prepotenza qualche volta non ha vinto. In questo momento sta vincendo. Se è democratica sicuramente, e soprattutto se è una democrazia di sinistra, sì, la vince. Cioè, anche perché abbiamo visto che la sinistra, dove non arriva con il voto, arriva per esempio usando determinate pedine. E mo dite quello che volete, ma secondo me una delle pedine molto importanti sono la magistratura. Pure il povero. Però non è che in Romania Ceausescu sia andato tanto bene. All'inizio, i primi 40 anni li ha vinti lui, però poi sono arrivati a prenderlo. Ma sono passati la festa, lui e la moglie. Ma sono passati tanti anni, però quello ha fatto il suo porco comodo per tanto tempo. Io
Però come sono dicono in campagna ha fatto la fine del porco appeso e ci siamo sì, capiti. ed è boh, io ho dovuto sentire ieri al TG3 con la faccia costernata il sindaco di Milano che diceva: io appunto l'ho fatto per il bene della città, dei cittadini, delle cittadine e dei cittadini, e nulla è venuto nelle mie tasche, le mie mani sono pulite, ricordando appunto quella è Tanto stata loro, il un'epoca. loro sport nazionale è autoassolversi. Eh, Vi volevo Loro si fare. assolvono da soli, sempre. Tanti giudici sono Infatti io anche dalla volevo parte l'opinione loro. di Carlo, che Carlo ha detto che stava all'ombra dei palazzi milanesi, magari qualche palazzo di questo è stato uno di quelli costruiti negli ultimi 15-20 anni dalle giunte di sinistra dell'edilizia allegra, dove senza autorizzazione edilizia, ma con una semplice SCIA, cioè una dichiarazione di inizio attività, a Milano sono cose che io e Mimmo Magnetta da questa radio denunciamo da un sacco di tempo. Chiunque viva a Milano si è accorto che ovunque, come funghi, all'improvviso sono sorti dei grattacieli, addirittura a volte demolendo edifici di pregio. C'erano edifici sottoposti a vincolo che sono stati demoliti Sì, tranquillamente. peraltro Federico, ti ricordo, Nei cortili dei palazzi, Mimmo, scusami, poi ricordiamo, lascio a te. no, ricordiamo agli ascoltatrici e agli ascoltatori che il cambio di destinazione d'uso è una cosa che fino a poco tempo fa era quasi impossibile. In queste cose che sono venute allo scoperto in questi giorni, si scordano tutti di dire che tanti edifici che erano prima dei semplici magazzini, alla fine sono diventati dei grattacieli, che costano paccate di milioni di euro. Mi dimostro solo che se c'era un sindaco non di sinistra, centrista o de destra, come dicono, ci sarebbero stati gli elicotteri con la finanza che si calava su Palazzo Marino se non c'era il sindaco Sala. A me sembra questo. Quello che è accaduto è grave perché il comune sembra che non abbia incassato, all'incirca 250 milioni di euro di oneri di urbanizzazione. Cioè la sinistra, invece di far pagare ai ricchi e palazzinari le tasse, li ha resi esentasse e faceva pagare le tasse ai dipendenti, cioè alle persone più fragili. Ecco, questo è accaduto di gravissimo a Milano, però sembra che nulla sia accaduto. Io volevo sentire l'opinione di Carlo su questa storia. Ma io, Federico, adesso la situazione di Milano è in evoluzione e vedremo cosa ne viene fuori. Secondo me c'è una buona probabilità che ne vengano fuori delle brutte sorprese. Però la mia domanda è: Palamara, con quello che ha dichiarato sul Consiglio Superiore della Magistratura, era già una brutta sorpresa. Ha detto niente qualcuno? Zero, nessuno ha detto niente. Stellantis ne ha combinate di tutti i colori. Ha detto niente qualcuno? Nessuno ha detto niente. Va giù il Ponte Morandi e le aziende di Benetton gli danno 9 miliardi per ricomprarsi la concessione. Cosa assurda. Ha detto niente qualcuno? Non ha detto niente nessuno. No, Perché noi qualcosa l'abbiamo dovrebbe detto. crearsi un problema su quello che succede a Milano? Mi domando io. Perché, visto che qua è la normalità prendere in giro tutti quanti? E della normalità puoi sentir dire certe cose da 3 scappati di casa come Mimmo Magnetta, Carlo Persano e Federico Carbonara, perché queste cose noi le abbiamo raccontate più e più volte. Se andate su Facebook e andate a guardare tutte le Ragazzi, nel trasmissioni. caso di Palamara c'è un colpo di fortuna in cui c'è un'intercettazione casuale dove il membro più influente sotto il presidente, che è il Presidente della Repubblica, del CSM, quindi Palamara, dice a un giudice: mi raccomando, cerca di contrastare giuridicamente il ministro degli interni, Che chi era all'epoca? Perché ci serve così. Quello gli risponde: ma guarda che non mi sembra che abbia fatto niente. Lo so che non ha fatto niente, ma tu attaccalo lo stesso perché a noi serve così. Carlo, vogliamo ricordare il nome del ministro dell'interno a cui tu fai riferimento? Il nome del ministro degli interni è Salvini. Però voglio dire, io non ho visto una rivolta
il Presidente della Repubblica che entra dentro il Consiglio Superiore della Magistratura a dire oh ma che cavolo state combinando, cioè tutti zitti, non è successo praticamente niente, una cosa enorme così, viene giù un ponte, muoiono 3 persone là sotto, zero. Gli hanno Prima dato pure ancora che finisca il soldi, processo, pure soldi gli hanno dati a questi. ecco, prima che finisca il processo per stabilire le responsabilità, e quindi se fosse venuto fuori che la responsabilità era dei manager dei Benetton, gli danno 9 miliardi alle aziende dei Benetton per dirgli no guarda ce la ricompriamo la concessione, quando se venivano fuori quelle responsabilità probabilmente la dovevano restituire gratuitamente. No, e poi potevano dice niente. potevano essere spogliati di ogni bene, perché certa gente dovrebbe essere presa e spogliata di tutto. Quando persone così avvantaggiate, così straricche, fanno certe porcherie, cioè quella appunto di non far le dovute manutenzioni, cioè praticamente di salvare così la vita alla gente che poi invece ci andrà a morire, e perché comunque è caduto giù il Ponte Morandi, ma tante altre cose, tante altre strutture sono lì che lasciano a desiderare. Ecco, queste persone qua dovrebbero essere veramente private di tutto. Io ricordo che una volta, quando uno faceva porcherie del genere, era costretto all'esilio, alla fuga, alla latitanza. Questi no. Questi hanno fatto i porci come di loro, ci hanno guadagnato un sacco di soldi e peraltro hanno avuto pure soldi, cioè se la sono rivendute a chi? Allo Stato italiano. Qua veramente è da minchioni. Quindi per rispondere alla domanda di Federico, io dico che è chiaro che non vorrei questa risposta, però ho il forte sospetto che possa finire così. Dovesse configurarsi che è vero che non hanno incassato gli 250 milioni di ordini di urbanizzazione, che dovesse risultare che è vero, secondo me gli succederà la stessa cosa che è successa ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura, Presidente della Repubblica compreso, quindi niente. Succederà le stesse cose che sono successe ai Benetton, quindi che potrebbero succedere ai Benetton, quindi niente, anzi quelli ci hanno pure guadagnato. Quindi le stesse cose che sta succedendo, che sono successe a Stellantis, dove persino anche lì in quel caso persino il sindacato è stato muto per anni, persino la FIAM di Landini è stata in silenzio per anni e ci sono ancora e c'è ancora qualcuno che fa la tessera per Landini. Questo è quando uno dice ma cosa succede? Ragazzi, ma c'è ancora gente che fa la tessera per Landini dopo che Landini se n'è stato zitto e muto su Stellantis. Quindi voglio dire, Carlo, c'è ancora gente che noi non demordiamo, come hai detto tu, continueremo a dire finché ce lo lasceranno fare, a dire la nostra, e poi andremo avanti, ma tanto loro secondo me si sentono tranquilli. Carlo, anzi Federico, prima di parlare, cioè di rispondere a Carlo, di chiedere a Carlo quello che gli vuoi chiedere, ti invito a ricordare il numero che bisogna appunto segnare sulla dichiarazione dei redditi per dare qualche soldino alla Lega e di conseguenza anche alla radio, perché lo sapete che mentre noi stavamo parlando prima Sveva ha ricevuto una cosa come 3-4 telefonate di ascoltatrici e ascoltatori che volevano dire la loro, ma visto che noi siamo appunto poveri, sono finiti i copechi, noi abbiamo 2 linee, su queste 2 linee, su una ci sei tu Carlo, sull'altra c'è Federico e noi appunto non possiamo dar voce ai nostri ascoltatori. Ricorda il numero della Lega e poi fai la tua domanda. Poi... Sì, tanto per restare in tema, noi siamo come le ferrovie appulo-lucane, abbiamo binario singolo diesel, quindi se ci volete dare i soldini per ampliarci è facilissimo, potete fare in maniera assolutamente anonima e totalmente gratuita. I funzionari dell'Agenzia delle Entrate non sapranno mai a chi va la vostra preferenza, e quindi nella riga
che è vicina all'8 per 1000 e al 5 per 1000, c'è la riga del 2 per 1000 partiti politici, in maniera totalmente gratuita e anonima. Mettete D come dromedario, come domodossola, D43, D come donare, 43. Sapete che il 2 per 1000 del vostro reddito lordo, in maniera totalmente gratuita e anonima, viene destinato alla Lega per Salvini Premier, e gran parte di quel versamento va proprio a sostentare la radio, perché dovete sapere che quando una radio o qualsiasi media dice delle cose che non piacciono, non gli fanno la pubblicità, non ha diritto ad esistere. E l'unico sostentamento per questa radio è il vostro buon cuore, è appunto quello che la Lega ci gira tramite il 2 per 1000. Siccome non costa niente, uno può avere qualsiasi opinione politica, però può insomma avere il piacere di sentire una versione dei fatti che è diversa da quella che ci propinano. Insomma, non vi costa nulla, è totalmente anonimo, fatelo, aiutateci ad esistere, non per me, non per Mimmo, ma per le persone che insomma meritano, fanno un gran bel lavoro, e penso a Sveva, Vincent, il nostro direttore, io, Mimmo e Carlo, insomma da volontari lo facciamo. L'infrastruttura serve, tenete aperto questo piccolo binario diesel, se possiamo magari facciamo un doppio binario elettrico, così ci potete chiamare sempre. Spiega però il canale, perché se no dici, ma che sto sentendo parlare un ferroviere? Cioè, quale canale? Tu hai parlato un binario, questo è un canale no, radio. perché la gente lo sa, la gente prende i treni, no? Sai che se c'è il binario singolo diesel è un po' più duro il viaggio, se invece c'è il doppio binario, che ce ne sono quello che accadrà sulla linea per Genova, ma per arrivare a Genova ci vorranno minimo 3 ore, perché stiamo facendo i lavori. Sì, ecco, sì, infatti. Magari un giorno anche questa radio avrà i soldini per fare i lavori e aumentare le linee. Infatti, perciò consentiteci di rimanere in linea, giusto? Sì. Dai, mi invito alla chiusura, perché siamo sul termine del nostro tempo, perché così la nostra regista La Sveva... tradizione è che quando c'è Carlo c'è la bomba di Carlo alla fine. Io non posso rinunciare alle bombe di Carlo. Carlo fa sempre delle cose. Carlo, sgancia la bomba, dai. Allora, la bomba, io seguo e stimo Federico Rampini, specie negli ultimi tempi, perché sembra che si sia ravveduto. Ha cambiato colore delle bretelle? No, non lo so se sì, può essere che abbia cambiato il colore delle bretelle, per cui vedo che fa delle esternazioni di geopolitica che molto spesso condivido o totalmente o in gran parte. Ce n'è una che secondo me è l'ultima che ha fatto sul dollaro, sulla quale secondo me ci può essere qualche dubbio. Lui sostanzialmente ha detto non vi dovete preoccupare, o meglio, non ha detto non vi dovete preoccupare. Chi dovesse preoccupare che il dollaro perderà la sua leadership mondiale, stia pure tranquillo, perché questo non succederà. Perché è vero tutto quello che succede, che il debito americano sale in continuazione, debito, ricordiamolo, per inciso, creato in massima parte dai governi democratici, non è che è stato creato da Trump. Trump se l'è ritrovato addosso. Quindi Rampini ha detto no, questo lo ammette Rampini, che non è un debito che ha creato Trump. Trump adesso lo dovrebbe governare e gestire. Però il fatto che dica non preoccupatevi di niente mi lascia un po' perplesso, perché io, di fronte a una nazione che deve pagare una montagna di interessi passivi, e questi interessi passivi rischiano di aumentare ancora di più, perché devono finanziare nuove emissioni di bond, se fossi uno che ha dei risparmi non sarei così tranquillo di una cosa di questo genere. Quindi direi che, nonostante la mia stima per Rampini, su questo punto hai qualche dubbio.
ha sbagliato, ha toppato. Carlo, e su questo però ci dobbiamo interrompere perché il nostro tempo è terminato. Dobbiamo ringraziare tutti quante le ascoltatrici e gli ascoltatori che però non hanno potuto interloquire con noi a causa appunto queste mancanze di linea che noi abbiamo qua in radio, e salutare invitando appunto alla prossima trasmissione, che è quella che si terrà il venerdì sempre dalle 15 alle 16. Non so chi la condurrà perché appunto io Sveva non ci sarà, vero? No, venerdì. Martedì prossimo invece avremo la sostituta di Sveva, e venerdì appunto invece ci saremo ancora, non so se ci sarò io, ma di sicuro appunto ci sarà o Federico o qualcuno, o Antonio, insomma. Vi ringrazio per l'ascolto. Federico, dai tu l'ultimo saluto, dai. Grazie a tutti per l'ascolto, restate sempre qua su Radio Libertà e speriamo, pregate perché Mimmo ci sia, perché ormai lui è gli sgoccioli, almeno così sembra che ci vuole far capire. E voglio ringraziare anche Carlo per tutto il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Restate su Radio Libertà. Ciao! Avete ascoltato Spazio Più.